Presidente, cortesemente, prima di procedere all'esame dei testi, i pubblici ministeri volevano introdurre il tema cui avevano già accennato nel corso di una precedente udienza, e cioè a dire al tema relativo alla trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche relative alla vicenda Sigros, collocabili nel tempo dopo la emissione dell'ordinanza di custodia cautelare e prima del rinvio a giudizio, intercettazioni telefoniche certamente depositate nel fascicolo del pubblico ministero, per le quali non è stata disposta la trascrizione, che viceversa venne effettuata soltanto con riferimento alle telefonate precedenti alla emissione del provvedimento di cattura. Si tratta di telefonate rilevanti che i pubblici ministeri hanno selezionato in relazione al tema del processo, posto che alcune telefonate non avevano alcuna attinenza con il tema processuale. Ebbene, sono state individuate queste telefonate e i pubblici ministeri hanno fatto un elenco delle conversazioni telefoniche. Credo si tratti di 58 conversazioni telefoniche di cui si chiede la trascrizione. Se il Presidente lo vuole possiamo dare lettura, se no alleghiamo l'elenco che abbiamo predisposto. Dovrebbe essere mostrato alle altre parti questo elenco. Allora lo leggiamo velocemente magari. Si tratta della conversazione telefonica delle 3:47 del 10/9/93, utenza 095 38 16 05. Mi scusi, signor Pubblico Ministero, forse è meglio mettere a disposizione l'elenco direttamente, sì. Anziché. Prego? Delle parti? Ah già, allora metta a disposizione questo del Senato. Però non li legge, non c'è bisogno. no. Si dispone che l'elenco faccia parte del verbale e così saltiamo questa fase. E ora però volevo sapere dal Pubblico Ministero, scusi signor Pubblico Ministero, se questa la risoluzione di questa sua richiesta, se la pronuncia della Corte in ordine a questa sua richiesta è pregiudiziale al programma probatorio odierno, perché altrimenti io direi di procedere con l'esame dei testimoni e poi sospendiamo l'udienza in modo che le altre parti... Credo che tecnicamente non sia pregiudiziale. L'unica cosa è che siccome erroneamente sono stati citati anche i periti che avevano fatto le trascrizioni precedentemente, si potrebbe approfittare, dico teoricamente, della loro presenza se fosse possibile, per il conferimento dell'incarico, in modo che abbreviamo i termini. Tutto qui, non c'è una questione pregiudiziale in senso stretto che la Corte debba risolvere subito, voglio dire. Potrebbe essere opportuno perché, essendo stati erroneamente citati, inseriti nella lista testi, i periti che avevano fatto dinanzi al GIP la trascrizione delle telefonate relative a questo procedimento, ma quelle trascritte, si potrebbe approfittare della loro presenza per il conferimento dell'incarico. Quindi, allora attendo le osservazioni di controparte. Presidente, mi scusi, se mi consente, dico una soluzione mediana, se la signoria vostra lo ritiene, potrebbe essere quella di dar corso all'esame testimoniale in modo che noi possiamo compulsare gli atti messi a disposizione del pubblico ministero, tralasciando poi per ultimi l'audizione e l'eventuale incarico ai periti. Ecco. Va bene, allora procediamo con l'esame dei testimoni. Chi dobbiamo chiamare? Morelli Francesco.
Presidente, colgo anche l'occasione per comunicare alla Corte che siccome l'ufficio nostro si era riservato di specificare altre conversazioni telefoniche cui si riferiva l'ordinanza della Corte ammissiva della richiesta di trascrizione, siccome non erano state specificate ci eravamo riservati di specificarle. Ebbene, dopo un esame di quelle telefonate i pubblici ministeri ritengono di poter rinunciare alla trascrizione delle conversazioni telefoniche di cui si erano riservati di specificare gli estremi. Volevo dare questa comunicazione alla Corte, grazie. Prego, si accomodi. No, dico. Che sia connesso. Sì, Presidente, per la forma soltanto. La difesa del signor Marsiglione Francesco nulla osserva su questa comunicazione, su questa sostanziale rinuncia alla trascrizione, quindi alla perizia che era stata precedentemente richiesta. Grazie, Avvocato. Mi scusi, lei è il signor? Morelli Franco, ci vuole dare le sue generalità complete per il verbale con il luogo e la data di nascita e il luogo di residenza. Bisogna accendere il microfono. Allora, sono Morelli Franco, nato a Floridia in provincia di Siracusa il 17/7/1935, residente a Catania in via Vittorio Emanuele Orlando 40. Bene. Presidente, si tratta di imputato in procedimento connesso? Qual è la situazione precisa e attuale? Si tratta di un imputato di procedimento connesso che ha utilizzato il rito abbreviato, il patteggiamento, perdono. Avvocato Schilirò, voleva la parola? Lo assisto io insieme all'Avvocato Luigi Seminara e sostituisco anche l'Avvocato Luigi Seminara. Presidente, mi consenta, io nominerei sostituto per questa udienza il collega Marchese nella difesa del signor Marsiglione Francesco, perché dovrei allontanarmi. Va bene. Grazie, Presidente. Quindi a norma dell'articolo 210 lei sarebbe stato imputato in un procedimento connesso e nei suoi confronti si è proceduto separatamente, la sua vicenda mi pare che è chiusa e tuttavia lei rientra fra quelle persone che hanno una ridotta capacità di testimoniare proprio per la connessione con il procedimento che stiamo trattando. Rientra quindi nel novero di quelle persone cui la legge riserva un trattamento particolare. Prima di tutto di essere assistito da un difensore e lei conferma la nomina degli avvocati Schilirò e Seminara, mi pare. E inoltre che lei ha facoltà di non rispondere, cioè di non sottoporsi all'esame, quindi deve dichiarare innanzitutto se intende sottoporsi all'esame oppure se intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Gradirei avvalermi della facoltà di non rispondere. Quindi possiamo licenziare il test. Può andare, grazie. Grazie. Ovviamente i pubblici ministeri si riservano. Ce li hai? Originali, questi sono le no, indichiamo innanzitutto, no? Sì, un attimino solo. No, può andare. E l'ufficio del pubblico ministero chiede l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni già rese dall'imputato Morelli in data 4 marzo 1991, in data 26 giugno 1991, in data 27 settembre 1993
è in data 6 ottobre 1993. Signor Presidente, gli originali si trovano nel nostro ufficio, quindi li possiamo mettere a disposizione domani mattina, le copie le abbiamo già qui. Comunque gli originali verranno depositati domani mattina a disposizione della Corte nel caso in cui dovesse essere risposta all'acquisizione. Se non ci sono osservazioni, si ammette senz'altro la... prego, sì. Solo un attimo, Presidente, Sì, grazie. si può mettere comodo, Avvocato, Grazie. anche perché se no la posizione per parlare in questi microfoni che sono, Sì, sono... piccoli è scomodo. Signor Presidente, sono l'Avvocato Passarello. Ci opponiamo alla richiesta rappresentata testè dalla pubblica accusa, signor Presidente e signori della Corte, e ci opponiamo nel senso della non acquisibilità al fascicolo del dibattimento delle prime due dichiarazioni menzionate dal signor pubblico ministero, cioè faccio riferimento alle dichiarazioni rese dal Morelli alla Procura della Repubblica di Catania in data 4 marzo 91 e 26 giugno 91. Spiegherò il perché da qui a qualche istante. Non ci opponiamo invece, ai sensi dell'articolo 513,1, con riferimento alle dichiarazioni rese il 27 settembre 93 ed il 6 ottobre 93 dal Morelli, sempre al procuratore della Repubblica di Catania. Motivo questa nostra richiesta, signor Presidente. Queste ultime dichiarazioni, per le quali non vi è opposizione, sono state rese dal Morelli in qualità di indagato. Infatti trattasi di verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini. E quindi, essendosi ora il Morelli quale imputato di procedimento connesso avvalso della facoltà di non rispondere, ai sensi dell'articolo 513, è chiaro che le dichiarazioni rese dall'indagato possano avere rituale ingresso nel fascicolo del dibattimento. Le due precedenti dichiarazioni non sono state rese dal Morelli in qualità di indagato, ma sono state rese dal Morelli in qualità di quando ancora lo stesso aveva la qualità di persona informata sui fatti, tant'è che trattasi in entrambi i casi di verbale di assunzione di informazioni. Ed è chiaro che occorre un trattamento differenziato, perché solo quando le dichiarazioni sono rese nella veste di indagato o di imputato, le stesse poi possono avere invece ingresso. Quindi, signor Presidente, concludo associandomi al pubblico ministero per quanto riguarda le ultime due dichiarazioni rese dal Morelli in qualità di indagato. Mi oppongo alle acquisizioni relative alle dichiarazioni rese dal Morelli quando ancora lo stesso era solo persona informata sui fatti. La Corte si riserva di decidere sul punto in esito alla trattazione dell'udienza odierna, quindi a completamento del programma istruttorio di oggi. Introduciamo il test. Calabrese. Si accomodi. Signor Presidente, mi scusi, per conservo sono presente io in qualità di difensore, essendo il Cavaliere stato indagato in un procedimento connesso. Lei il signor?
Si vuole avvicinare il microfono, per favore? Solo avvicini, sì. Conservo Salvatore. Sì, le sue generalità complete per il verbale, per 13 favore. agosto, ahimè 1929. Dove? Dove è nato? A Vittoria, E dove risiede? a Roma. E per favore un po' di silenzio in aula. Qual è la situazione precisa, la sua situazione, signor Conservo, con riferimento a questo processo in cui è stato chiamato a testimoniare? Io mi è arrivato per combinazione ieri a Roma, c'è una cosa, mi sono precipitato nonostante... Sì, no, si vuole o il decreto di archiviazione, ha sì. fatto cenno a un procedimento a suo carico, sì. Io sono stato già... Presidente, mi scusi. Sono stato archiviato, come si vuol dire, nella mia situazione. Presidente, ho qui il decreto di archiviazione. Ho il decreto di archiviazione. Quindi è stato coinvolto nell'indagine Sì, e poi è stata l'indagine archiviata. nei confronti dell'indagato È stata archiviata, sì. È stata archiviata. E Lo posso produrre, Presidente? No, non occorre, avvocato, basta dichiararlo, perché mi pare che anche per chi si trova nella situazione del teste valgono le disposizioni dell'articolo 210 del Codice di procedura penale. Abbiamo avuto già occasione di pronunciarci in questo senso. Quindi innanzitutto per questa sua vicenda lei ha diritto di farsi assistere da un difensore oggi, e non so se conferma l'avvocato siracusano come suo difensore, e poi lei ha facoltà di astenersi dal fare la testimonianza. Quindi lei deve dire innanzitutto se intende fare la testimonianza oppure... C'è un verbale almeno a suo tempo in un'altra sede. Il verbale appunto riguarda quell'altra sede, noi non riguarda questa sede. Ora lei deve dire se in questa sede intende sottoporsi all'esame oppure no. No, mi astengo. Prego? Non intendo, mi astengo. Ho già dichiarato tutto quello che dovevo dichiarare, sono stato archiviato, pensavo che finalmente si fosse finita questa storia. Va bene, può andare. Signor Presidente, permette cortesemente, siccome oggi veniva anche per essere sentito il generale Schettino, il quale purtroppo non è potuto venire perché ci ha fatto pervenire un telegramma perché sta poco bene, eventualmente se cortesemente potevamo darne atto e quindi concordare una nuova data per la sua audizione. Allora consegni la comunicazione all'assistente. Sì, grazie. Perché faccia parte del verbale odierno, poi il pubblico ministero stabilirà l'altra data in cui citarlo, sempre che abbia esaminato questa comunicazione e ritenga legittimo l'impedimento, naturalmente. E per quanto... Sì, la parola al pubblico ministero. No. E si chiede l'acquisizione delle dichiarazioni rese quindi dal conservo Salvatore in data 13 agosto 91, in data 28 settembre 93, in data 1 aprile 94 e in data 22 giugno 1994. Osservazioni? Presidente, solo un attimo, grazie che compulsiamo i verbali a nostra disposizione. La prima è istruzione di informazione. Il primo verbale citato è istruzione di informazione. Gli altri no. Quello del 13 agosto? Signor Presidente, mi scusi, per quanto riguarda il generale Schettino, posso io allontanarmi oppure avremmo noi concordato con il pubblico ministero la data di venerdì prossimo alle 9? Come? 9:30? Vabbè. Grazie. Scusi, dottore Marino, scusi, qual è quello del verbale di assunzione di informazioni? Io non ce l'ho.
no, ha ragione. Sì, ha ragione, sì. Posso, Presidente? Sì, sono l'avvocato Passarello. Con riferimento alla richiesta del pubblico ministero, la difesa si associa con riferimento ai verbali resi dal conservo, con riferimento ai verbali di interrogatorio di persona sottoposta ad indagine resi dal conservo al procuratore della Repubblica di Catania in data 28 settembre 93, in data 1 aprile 94 ed ancora in data 22 giugno 94. Per tutti e questi 3 verbali ci associamo alla richiesta di acquisizione del pubblico ministero. Vi è opposizione sulla base delle stesse considerazioni formulate prima con riferimento alle dichiarazioni rese dal Morelli. Vi è opposizione, dicevo, con riferimento al verbale di assunzione di persona informata sui fatti relativo al 13 agosto 91, in quanto il conservo non aveva ancora acquistato la qualità di indagato. La Corte si riserva di decidere più tardi. Ci sono altri testimoni? Sì, il dottor Mario Ciancio. Ma c'è calma. Si accomodi da questa parte, grazie. Le sue generalità per il verbale. Mario Ciancio San Filippo, nato a Catania il 29 maggio 1932. È residente a Catania? Residente a Catania in via Pietro dell'Ova numero 5. Dovrebbe fare una dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine alla testimonianza. Non c'è il foglio? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Non lo so. Silenzio in aula, va bene così. Ci sono delle emittenti televisive che stanno riprendendo l'udienza e deve essere... Scusi. Sì. Va bene. Volevo prima sapere se lei consentiva di essere ripreso oppure ritiene... Beh. Il pubblico ministero, adesso ascolti le domande del pubblico ministero e disattivi era disattivata mi pare la telecamera, e il pubblico ministero può procedere. Dottor Ciancio.
Innanzitutto vogliamo chiarire alla Corte per la forma qual è la sua attività. Sono direttore responsabile del quotidiano La Sicilia. Ecco, dottor Ciancio, volevamo sapere da lei se in epoca passata lei è stato interessato alla proprietà del Sigros. Sì, io avevo il 4 e qualche cosa delle azioni del Sigros. Vuole specificare in quale periodo? Pressappoco 1986, quando entrò tutto un gruppo di amici del Cavaliere Conservo. Ecco, qual era la situazione societaria in quel momento, nel momento in cui lei è entrato? Io ho sempre riconosciuto nel Sigros, il Sigros per me si identificava con la persona del Cavaliere del Lavoro Conservo, del quale io sono amico da 30 anni, e ho fatto un investimento finanziario proficuo, ho investito dei soldi, dopo qualche anno ho venduto, dopodiché non so nient'altro. Ecco, vuole, parlando cortesemente più vicino al microfono, sì, indicare il periodo esatto in cui lei... Esatto non glielo so dire, più o meno. 1986. E per quanto tempo è rimasto? Circa 3 anni e mezzo. Che forma sociale aveva il... SPA, per quello che ricordo io era un SPA. Io avevo il 4,30 circa di... Ecco, ricorda quali fossero tutti i soci in quel periodo? Ricordo alcuni dei soci. Ecco. No? Conservo, Iacona, Rasero di Milano, Scippa di Milano, qualcun altro, i principali erano questi, cioè quelli che gestivano il gruppo era questo. E il Conservo che posizione occupava? Di leader assoluto. Sì. Le risulta che il Sigros fosse sottoposto a richieste estorsive? Completamente no. Non mi sono mai occupato dell'amministrazione, per me era avere le azioni della Fiat e della Montedison, del Sigros era la stessa cosa. Né il Conservo lo ha mai messo al corrente di esborsi di somme? Niente, ma non avevo nessuna parte nella gestione. Io non so neanche dove era il Sigros, sono stato 2 volte in vita mia. Ecco, sa quale è stato poi l'assetto societario successivamente È stato venduto al gruppo Rinascente. Sì. Quindi, dottore, lei ha saputo della estorsione al L'ho letto sui giornali. Leggendo il suo giornale? L'ho letto sul mio giornale. Sì. Dottore, Presidente, sull'argomento probabilmente non ci sono altre domande. Io approfitterei della presenza del dottor Ciancio per esaminarlo anche su un articolato di prova che era l'articolato originario per il quale il dottor Ciancio era stato inserito nella lista dei testimoni. Sostanzialmente il dottor Ciancio era inserito nella lista testimoni per un determinato articolato di prova che riguarda sia pure il tema associativo ma un profilo diverso. Successivamente era stato, viceversa, ne era stata richiesta la sua citazione come teste dedotto a seguito delle dichiarazioni di altri testi per la vicenda del Sigros. Quindi chiedevo al Presidente se mi autorizza a formulare una domanda sull'articolato originario indicato nella lista testi, che non attiene al tema del Sigros. Ciò per evitare di far venire 2 volte il teste, tutto qui. Ci sono osservazioni da parte dei difensori? Presidente, l'avvocato Giannino. Credo di aver capito che l'articolato riguardi la posizione di un assistito dell'avvocato Napoli e ritengo che sia opportuno che l'avvocato Napoli sia presente alle domande che devono vertere su questo argomento, per cui ritengo che debba essere posticipato l'esame proprio per l'assenza del difensore, anche perché alla data odierna noi eravamo informati che il dottor Ciancio avrebbe dovuto rendere delle dichiarazioni relative appunto al tema Sigros, al tema relativo appunto all'incendio Sigros, per cui ritengo che si possa benissimo posticipare l'interrogatorio del dottor Ciancio ad altra udienza.
Noi non abbiamo nessun problema a posticiparlo, per amore di verità, però devo dire... Io lo preferirei per non aprire maglie in un sistema che stiamo... diversamente si potrebbe sentire e richiamare il test poi per il controesame, però si spezzerebbe così l'esperimento probatorio. Meglio ci farà la cortesia poi di tornare il test quando sarà chiamato nuovamente il pubblico ministero. Grazie. Intanto vediamo il controesame su questa, se ci sono domande di controparte su questo argomento che abbiamo sentito. Non ce n'è, può andare. Grazie. Buonasera. Ci sono altri testi? Buonasera. Ci siete? Lei è il signor? Calabrese Salvatore. Se ci vuole dire il luogo e la data di nascita e il luogo di residenza, per favore. Catania 1946, San Giovanni la Punta, via per Via Grande 33. Sì, vuole leggere la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Il pubblico ministero può procedere. Ingegnere, lei si è occupato come consulente del pubblico ministero di un incarico relativo all'incendio Sigros. Ci può riferire sugli esiti della sua consulenza? Sì. Presidente, chiaramente se il test non dovesse ricordare, anche per la distanza del tempo, il contenuto o comunque gli esiti della sua relazione, chiede il pubblico ministero di autorizzare eventualmente il test. Ha una copia della sua relazione? Pensavo di essere interrogato su questo, mi sono portato una copia che ho bene, quindi è autorizzato a consultarla. Ecco, ingegnere, se volesse innanzitutto specificare l'incarico ricevuto nella... Sì, lo posso anche leggere, perché... Sì. L'incarico Un po' di silenzio in fondo a destra, per favore. Un po' di silenzio. Accertare la dinamica dell'incendio sviluppatosi nei suddetti magazzini, individuare le cause dell'incendio, accertare la presumibile origine dolosa dell'incendio, individuare gli strumenti e i materiali utilizzati per appiccare il fuoco, ricostruire dove possibile lo sviluppo e le caratteristiche assunte dall'incendio con riferimento ai mezzi e alle modalità operative utilizzate dagli ignoti autori di esso e alle condizioni di tempo di quel giorno, procedere all'analisi del liquido combustibile rinvenuto in loco, accertare quant'altro emerga che possa apparire utile alle indagini in corso. Allora, l'incendio è sicuramente di origine dolosa. Furono rinvenute delle taniche, di liquido. Queste taniche sono state prelevate dai... Bisogna abbassare la voce, bisogna evitare questo mormorio. Gli imputati in fondo a sinistra, per favore, da quella parte. Un momentino di pazienza, poi sospendiamo l'udienza e potrete comunicare. Per il momento vi prego di stare zitti.
Prego. Allora, le taniche le ho prelevate presso il comando dei carabinieri di Paternò, che mi hanno mandato al comando di Belpasso. La tanica che poi ho preso aveva un contenuto di pochi cc di combustibile. Con questo contenuto comunque si è riuscito ad accertare la natura di questo combustibile, perché l'ho fatto esaminare, chiedendo sempre l'accordo del pubblico ministero, dall'UTIF di Catania, che ha determinato la natura in gasolio agricolo, per destinazione agricola e per la pesca. L'incendio si è sviluppato sicuramente attraverso quindi l'innesco dato al combustibile. Quello che io ho ricostruito attraverso anche ai verbali che avevo e alle notizie che ho avuto dal personale che ha vissuto questo evento, l'incendio è stato appiccato dopo aver cosparso la parte sud del primo capannone del Sigros, dopo aver cosparso la parte bassa delle prime scaffalature della zona antistante il carico e scarico merci. Dei malviventi sono entrati dalle saracinesche, che quel giorno non erano tutte aperte per la presenza del vento, dalle saracinesche aperte, hanno cosparso la parte bassa delle prime scaffalature, poi indietreggiando, qualcuno indietreggiando ha creato una scia verso l'uscita sul ponte di scarico, verso il ponte di scarico delle merci, e lì gettando un batuffolo, probabilmente uno straccio imbevuto, incendiato, ha creato l'innesco per l'incendio. Questo è quanto io sono riuscito a ricostruire. In particolare l'incendio poi da questo punto si è propagato poi verso nord, a causa dell'alta combustibilità del contenuto dei materiali che erano posti sulle prime scaffalature. E sulle prime scaffalature, almeno vado a memoria, sulle prime scaffalature vi era un alto contenuto di materiale con base di cellulosa, insomma vi erano carte, pannolini, tutto materiale altamente infiammabile. E tra l'altro le prime scaffalature, probabilmente le prime 2 o 3 scaffalature, nelle scaffalature posteriori vi era l'uso, così come mi riferivano sia il direttore che altri dipendenti del Sigros, vi era l'abitudine di collocare sui piani alti delle scaffalature i pallets, cioè quei blocchi di materiali che erano più leggeri. E cos'erano le cose leggere? La carta, prodotti per rotoli di carta igienica, tovagliolini, tutto ciò che insomma era pallets leggero veniva collocato, e quindi la velocità delle fiamme nella parte iniziale fu sicuramente notevole. Ecco. Lei, ingegnere, ha fatto una descrizione dei luoghi, ha ricostruito un pochettino la piantina della zona interessata o di tutta la zona? Di tutta la zona. Io ho riportato nella mia consulenza la planimetria di tutto l'immobile, compreso le parti, certo non con tutti i particolari, ma sono individuate tutte le... Lei ci può riferire qualcosa sui luoghi, sullo stato dei luoghi?
Quando li ho visti io? Sì. I luoghi li ho trovati totalmente... Chiedo scusa se ritiene, anche utilizzando la piantina, se ne ha stilato qualcuna in modo da avere più chiaro il quadro. Nella piantina che io ho allegato alla mia consulenza ho diviso i vari capannoni in diverse zone. La zona dove è stato appiccato il fuoco è la zona dello scarico e carico merci, che ho indicato con le lettere C ed F. Questa prima zona poi ha trasmesso l'incendio alle altre zone che sono nella parte posteriore, e quindi le zone E, B e Z. Ingegnere, lei ha calcolato tutta la superficie su cui insistevano i capannoni Sigros? I capannoni, tutta la superficie sono circa 66.000 metri quadri. La parte invece interessata dall'incendio? La parte interessata dall'incendio, intanto tutta la zona coperta è circa 20.000 metri quadri. La parte interessata all'incendio è un po' più ridotta, perché si sono salvate alcune zone, ed è la zona G ed H dove c'erano le celle frigorifere, e quindi grosso modo da 15 a 16.000 metri quadri, ritengo. La propagazione delle fiamme è stata o no agevolata da agenti atmosferici? Mi hanno riferito che quel giorno c'era del forte vento, però ritengo che questo non è che sia stato determinantissimo nella propagazione dell'incendio, perché intanto l'innesco iniziale era costituito da diverse taniche di gasolio, e con minimo ne sono state cosparsi 100 litri, e questo combinato con il materiale combustibile è stato già un forte potenziale di incendio per la trasmissione anche nelle zone più lontane. Secondo la sua ricostruzione, ingegnere, per determinare la distruzione di quasi tutta la superficie coperta del Sigros, occorreva posizionare o cospargere il liquido in punti specifici, oppure è dipeso da una serie di coincidenze diverse dalla capacità di chi ha operato materialmente? Ma io non posso escludere che ci potessero essere anche in altri posti degli altri inneschi, però ecco, non si poteva determinare. Io sono arrivato sui luoghi una decina di giorni dopo, credo, 10-15 giorni, non di più, però la distruzione era tale, l'incenerimento dei materiali combusti era tale per cui difficilmente erano individuabili focolai che potessero essere così, visibili, anche perché a questo, oltre all'incenerimento dei materiali combusti che stavano nelle scaffalature, bisogna anche accoppiare la devastazione che sono in parte crollate. C'erano intere zone dove la copertura era totalmente venuta giù, e poi anche perché per spegnere l'incendio i vigili del fuoco hanno utilizzato una notevole quantità di acqua, per cui individuare proprio delle zone con altri focolai, quindi io questo non lo posso escludere, ma ritengo che il tipo di materiali presenti in un deposito del genere, che è un deposito
con contenuti alti di materiale, quindi una concentrazione elevata di materiale combustibile, di per sé con l'innesco iniziale potrebbe aver creato quel... Ingegnere, disponendo dei dati di cui lei poi ha materialmente disposto e quindi anche eventualmente dalle voci raccolte dagli operai, era possibile determinare il tempo in cui è avvenuta la propagazione delle fiamme e la distruzione dall'inizio dell'incendio alla fine, all'interessamento di quasi tutta la superficie coperta dell'incendio stesso? Cioè il tempo? No, io questo non l'ho determinato. Questo elemento non ce l'ho e non lo do nella mia relazione. Propagazione. E comunque da quello che è stato l'intervento dei Vigili del Fuoco, l'azione di spegnimento, cioè ancora al terzo giorno vi erano prodotti che ancora completavano la loro combustione. Ingegnere, se ritiene il Presidente di autorizzare il test, lei potrebbe visionare la pagina 16 della sua relazione. (13? 16, ingegnere. Mi riferisco al penultimo capoverso. Lo scrivente? No, sebbene forse abbiamo una numerazione diversa. Io ho una copia che non è numerata perché l'ho presa dall'elaboratore. La pagina mi pare subito io qua dopo, ci ho segnato a pagina 16. Pagina 16. E prima della... Lei scrive qui in particolare: sebbene non sia possibile determinare con certezza il tempo impiegato alle fiamme per propagarsi dalla prima all'ultima scaffalatura del capannone CF, può comunque ipotizzarsi... Dove dico 30-40 minuti? No, 15 minuti. Ma questo è solo il capannone CF. Cioè... e questo è il primo capannone interessato all'incendio? Il primo capannone, sì. Le fiamme, io ho ritenuto che la fase iniziale dell'incendio, cioè quella che ha creato il forte fronte di propagazione poi verso la zona posteriore, quindi partiamo dalle prime scaffalature, si sia propagato, ecco, da questa parte iniziale fino a tutto il capannone, e quindi percorrendo ritengo questi 15 metri, 20 metri per il capannone CF in 15 minuti circa. Però non ho fatto un calcolo, perché ciò che concorre in una situazione del genere, le variabili sono tali e tanti, per cui capire intanto il combustibile, se era per esempio posto sulla prima o anche sulle successive, questo era determinante per la velocità di propagazione. Quindi basando soltanto la forza di propagazione soltanto sul fatto che nelle prime due c'era la presenza del combustibile e con il tipo di materiale, sono arrivato alla conclusione che in 15 minuti questo primo capannone è stato avvolto dalle fiamme interamente, non interamente combusto, è diverso. Avvolto dalle fiamme. Cioè il fatto che poi, per esempio, dico in seguito che per arrivare agli altri capannoni
e quindi per estendersi un po' a tutta la superficie, quella subito immediatamente posteriore. Ci saranno voluti 30-40 minuti, ma perché le fiamme giungano lì, non per avere la combustione totale, che poi è durata più di qualche giorno, quasi 3 giorni, ancora al terzo giorno c'era materiale che completava la sua combustione. Ingegneri, i capannoni erano collegati fra loro, per quello che lei ha potuto ricostruire? Sì, i capannoni, salvo un'area centrale scoperta che sta nella zona G, se non ricordo male, erano collegati tra loro. Comunque i primi, cioè la zona da cui è partito il fuoco era la zona più importante, cioè la zona dove c'era quasi il grosso dei prodotti stipati nelle scaffalature, e comunque le zone in cui c'era il più alto carico di combustione. Parliamo della presenza appunto dei materiali che dicevo prima, cellulosa in particolare. Lei ha ricostruito o acquisito notizie in merito ai materiali che erano contenuti negli altri capannoni? Lei parlava poc'anzi di materiale cartaceo che ha accelerato la combustione. Adesso io questo non lo ricordo. Qui nella mia piantina ho riportato cosa c'era in generale nelle varie scaffalature, però le posizioni le ho distinte soltanto tra, per esempio, i surgelati, gli insaccati, cioè per esempio le celle che stavano nelle zone H, nella zona H, dove c'erano le celle frigorifere. Ingegnere, la utilizzazione di gasolio agricolo piuttosto che di benzina corrisponde ad una particolare strategia dei malfattori o a suo avviso è un fatto puramente casuale? Io mi sono posto questo quesito e chiedendo anche al direttore dell'UTIF, chiedendo anche al direttore dell'UTIF cosa pensava circa l'utilizzazione proprio io testualmente scrivo: non si è trovata una giustificazione per l'uso del gasolio al posto della benzina. E all'epoca ho scritto che, perché questa è la mia convinzione, né allo scrivente sono sembrate convincenti le motivazioni dei funzionari dell'UTIF, ma all'epoca ho parlato con il chimico del laboratorio e con il direttore dell'epoca dell'UTIF, e cioè le motivazioni, il basso costo del gasolio agricolo e la ecco, questo era un motivo per il direttore dell'UTIF, e la benzina incendiata può dar luogo ad esplosioni, al contrario del gasolio. Il basso costo, non penso che, almeno a me è sembrato strano che sia utilizzato il gasolio per il basso costo, così come è sembrato strano la scelta del gasolio al posto della benzina, perché la benzina può dare luogo ad esplosione, ma siamo in un locale dove i volumi sono altissimi, sono grandi, quindi l'esplosione, secondo me, tra l'altro dico, l'azione è stata così rapida, i malviventi sono tornati indietro fuggendo, si sono anche accertati, per quello che poi ho ricostruito, di portare fuori la gente. Quindi queste due motivazioni, tecnicamente io non saprei dire la motivazione dell'uno o dell'altro. Per me erano due combustibili comunque altrettanto pericolosi per poter creare quel tipo di, come dire, di innesco, almeno iniziale. Mi scusi ingegnere, lei poc'anzi ha dato una descrizione della dinamica dell'incendio seguendo la planimetria allegata alla sua perizia. Cortesemente può fare, aiutandosi con le foto che sono allegate alla perizia, può
dare una descrizione dei luoghi? Io ho delle foto che sono in fotocopia, ma io le posso dare quelle sì, allegate alla sua perizia? Iniziando dalla foto numero 1. La foto numero 1 è il prospetto sud di questo capannone industriale. Se lei ha qualcosa da evidenziare, che vuole che sia evidenziato, me lo dica. Sì. La foto numero 2 è sempre il prospetto 2 con un'altra angolazione, vista dal perimetro tra l'altro più in basso, quello di sud, no? La foto numero 3 è il prospetto ovest. Vista diciamo proprio da ovest. Invece nella foto numero 4 è il prospetto ovest visto un po' più a nord, cioè con ripresa da nord. La foto numero 5 invece ci dà una panoramica di ciò che è rimasto del capannone C. La foto 6 invece fa vedere i capannoni R, B e D. Ciò che è rimasto dei capannoni? Beh, se guardiamo i prospetti esterni, diciamo, i prospetti esterni sono rimasti. Certo, anche cosa è rimasto di questi capannoni, perché la copertura è totalmente crollata, almeno quella che vediamo sulla nostra destra. Quelli della sinistra non ricordo bene, ma non credo che siano stati interessati dall'incendio, perché erano, ritengo, locali tecnici o comunque dove c'era dell'altro materiale, non erano in collegamento con la parte centrale del... La foto numero 7 fa vedere il capannone C, che è sempre quello in cui praticamente sto a fare la foto, e poi lateralmente l'F o la E, e in fondo la E o la F. Questo visto da sud. Dall'altro lato invece l'ho visto da nord, ed è la stessa area. Nella foto numero 9 abbiamo ancora ciò che rimane del capannone A e Z. La foto 10 ancora ciò che rimane del capannone A e G. Il materiale, ecco, quando io sono arrivato il materiale era stato, come dire, dalle ruspe ammassato lateralmente, quindi io l'ho visto dopo che era stato rimosso il materiale nella sede in cui si è proprio bruciato. Quanto tempo dopo l'incendio sono state scattate queste foto? Cioè il suo sopralluogo... Io credo dopo 2 o 3 settimane. Adesso dovrei ricostruirlo per ricordarlo. Beh, sarà indicato nella perizia il momento dell'accesso sui luoghi? Sì, ritengo di sì. Quindi il 12/2/91 è la data in cui si verifica l'incendio, quindi è il 12 febbraio.
Non trovo dove se ho indicato l'inizio delle operazioni peritali. Va bene, ingegnere, andiamo avanti nella descrizione. Sì? Allora, eravamo arrivati alla foto 10. Nella foto 11, ecco, la foto 11 è quella relativa al capannone L destinato alla ricarica dei muletti, che sono quelle macchine che servono per movimentare i pallets. E questo non è stato interessato dall'incendio, almeno direttamente. Qui i danni che sono provocati sono quelli dovuti al calore che hanno trasmesso i muri di separazione con il capannone adiacente e quindi si trovano delle lamiere contorte, ma il danno qui non è stato rilevante. Poi ancora nella foto 12 c'è un insieme di ciò che rimane del capannone Z. Nella foto 13 ancora i capannoni A e Z. E sempre qui queste macerie sono quelle che rimangono dopo lo spostamento che è avvenuto da parte delle ruspe. Signore, silenzio. Prego abbassare la voce. Un po' di silenzio qua a sinistra, nell'ultima cella. Laggiù, un po' di silenzio per favore. La foto 14 è il capannone M. Il capannone M è il capannone dove poi alle spalle è un capannone quasi vuoto, ci sono degli uffici ed è adiacente. Ah no, questo qui non è il mio, ed è pinzettato. Comunque è adiacente al capannone da cui è iniziato l'incendio. Nella foto 15 ancora abbiamo una foto del capannone F. La scaffalatura è ancora al suo posto, con la merce tutta bruciata, anche la scaffalatura è bruciata. Ecco, io non so se gli altri capannoni dove sono crollati i tetti e comunque l'orditura di sostegno dei tetti, le strutture erano ancora in piedi, perché le ho trovate comunque smantellate. Le ruspe avevano comunque portato ai bordi tutto il materiale combusto, quindi non sono riuscito a capire se le scaffalature anche negli altri capannoni erano in piedi e la merce magari bruciata. Nella foto 16 siamo sempre nel capannone da dove è partito l'incendio, almeno così come sono riuscito a ricostruirlo io. E in questo capannone, nella zona est, cioè sulla parete est, erano collocate alcune strutture in alluminio anodizzato dove c'erano gli uffici del responsabile del deposito, che stranamente non sono sono fatti in alluminio anodizzato, non sono totalmente bruciate, cioè l'alluminio non ha avuto per esempio un fronte di attacco per cui si sono notate degli ingobbamenti, quindi sembra che il fronte del fuoco abbia fatto questo percorso da sud verso nord senza interessare questa zona di est dove c'è questo ufficio che ancora rimane qui, diciamo
quasi intatto, anche se certo alcuni vetri sono saltati. Andiamo avanti, ingegnere? Sì. Foto 17, c'è ancora una panoramica di ciò che rimane dei capannoni C ed F, analogamente nella foto 18 vediamo gli stessi capannoni. Foto 19, qui siamo nella zona proprio del carico-scarico, cioè da dove si diparte l'incendio, e l'ufficio bollattazione che era proprio all'ingresso è totalmente, nella foto 19, totalmente distrutto e rimangono soltanto il telaio. La foto 20 fa vedere da lontano questa zona con anche le saracinesche che sono vicine a questo ufficio bollettazione. La foto 21, sempre panoramica, con la foto 22 del capannone C ed F. La foto 23 fa vedere le saracinesche del fronte in cui si effettuava il carico e scarico dei materiali del deposito, dei prodotti che venivano portati al deposito. La stessa cosa per la foto numero 24, 25 e 26. Presidente, se possiamo invitare, perché veramente pare che noi ci stiamo occupando di altre cose che non interessano nessuno. Sì, in effetti. Se deve protrarsi ancora a lungo la testimonianza, io sospenderei l'udienza a questo punto. No, credo che insomma sia questione allora, per favore, gli imputati debbono osservare il silenzio per il resto dell'udienza. Ingegnere, siamo arrivati alla foto 27. Sì. Ho fatto ancora delle altre foto sempre in questo capannone perché è il punto in cui inizialmente è stato, almeno secondo la mia ricostruzione, questo fino alla foto 29. Poi l'ultima foto, la foto 30, invece è un particolare del confine di nord-ovest. Perché ho ripreso il confine di nord-ovest? Perché io cercavo di immaginare da dove era più facile poter portare all'interno dei capannoni queste taniche che pesavano indubbiamente ognuna circa 50 litri e quindi dovevano essere portate da 2 persone, e come si potevano introdurre scavalcando. E quindi immaginavo una zona, ecco, siccome nella zona di nord-ovest io ho riscontrato che siamo quasi a livello, che vedete le altre zone è un po' più difficile entrare sia per le altezze. Questa era una zona dove insomma l'altezza del muro tutto sommato era 2 metri circa, non era nemmeno tanto disagevole nonostante il peso. Però poi alla fine anch'io ho immaginato che il punto di ingresso più favorevole era quello di quella a sud, di quell'ingresso che veniva raramente utilizzato per far entrare, o forse nel passato per far entrare. Esiste un cancello nella zona sud che tra l'altro è quella dalla quale verso la quale si sono visti fuggire i malviventi dopo aver fatto questa azione, almeno da quello che mi è stato detto dal personale che ho sentito dopo l'incendio. Un'ultima domanda, ingegnere. Lei che è stato sui luoghi, accanto innanzitutto possiamo dire quanti sono i capannoni? Lei li ha indicati con le lettere dell'alfabeto, quanti sono tutti i capannoni Sigros? Tra l'altro i capannoni alcuni sono sono quasi siccome sono in continuità, erano soltanto separate da strutture precarie, nemmeno fornite le prime, proprio dove è successo l'incendio, di strutture idonee di separazione, non c'erano nemmeno porte tagliafuoco,
probabilmente l'incendio. Quindi in tutto credo che almeno quelli interessati sono 6, lo posso controllare. Lo controlli un attimo. Ecco, il capannone per esempio CF, non sono 2 capannoni, è un unico, soltanto che aveva strutture diverse, ma è un capannone che inizialmente poteva essere anche più piccolo, poi è stato ampliato e quindi era almeno quando l'ho trovato io era un capannone unico e quindi CF, quindi 1, 2, 3, 4 che sono quelli, 5, 6 sono quelli interessati dall'incendio. Ecco, la domanda che volevo fare è questa: vi sono altri stabilimenti industriali nelle vicinanze limitrofi al Sigros? Limitrofi? Cioè in adiacenza? Sì. In adiacenza no. Almeno che io mi ricordi no. Non ho altre domande. Domande per il test? Possiamo licenziarlo? Può andare, ingegnere, grazie. Si chiede l'acquisizione della relazione di consulenza con le allegate fotografie e planimetrie. Non faceva già parte del fascicolo del dibattimento? No, era consulenza, signor Presidente. È una consulenza, un atto urgente. Ci sono osservazioni? Buongiorno. Sì, ma dire dobbiamo dire che lo qualifichiamo come una urgenza. Allora, scusi, la Corte ha ritenuto che l'atto dell'ingegnere del test escusso da ultimo rientra fra quelli indicati dall'articolo 360 del Codice di procedura penale, ammette la consulenza tra gli atti del dibattimento. Dopodiché, se non ci sono altri testimoni, c'è altri? No. La Corte, altri due testi che erano stati citati, non so se sono presenti. No. Ancora non sono presenti? Allora, la Corte si ritira per deliberare sulla richiesta di ammissione di verbali, di dichiarazioni di persone, di imputati connessi, quindi sull'eccezione dell'avvocato Passarello. Nel frattempo non so se il pubblico ministero vuole accertarsi del perché non siano questo lo vedremo. Ecco. L'altra questione era quella delle intercettazioni telefoniche, Presidente. No, le intercettazioni telefoniche, quando la Corte uscirà, poi raccoglierà le osservazioni delle parti e si ritirerà di nuovo. Allora, Presidente, ritiene che eventualmente i periti che erano stati citati li facciamo andare via, se la Corte non dovesse... Non lo so, se
se non ci dovessero essere osservazioni, cioè se si può ammettere senz'altro la perizia, possiamo procedere immediatamente, però se mi dite che dovete... Sì, signor Presidente, credo che sia un po' più articolata la faccenda, anche perché sempre in tema di trascrizioni Ne vogliamo parlare ora stesso, così la Corte si occupa. Avanti, sì, Avvocato Passarello. No, un attimo. O al modello 12 se deve dire l'accesso o tramite l'avvocato direttamente. Oppure la posso dire per posta. Nella per posta dice la direzione, quindi c'è cose riservate o a un modello per posta o tramite il gente. No, dico io, eventualmente poi tra l'altro. Sento, poi una macchina deve... Posso, Presidente? Sì, grazie. Sono l'Avvocato Passarello. Signor Presidente, signori della Corte, con riferimento alla richiesta di trascrizione avanzata dal Pubblico Ministero, noi, signor Presidente, chiediamo che venga conferito ai periti un mandato più esteso. In che senso? Cioè nel senso che con riferimento alle utenze indicate dal signor Pubblico Ministero, cioè utenza 06 37 80 332 intestata a Conservo Salvatore, utenza 06 37 89 963 anch'essa intestata a Conservo Salvatore, ed ancora utenze 095 48 20 33 presuntamente in uso a Morelli Franco, utenza 095 38 16 05 intestata a Morelli Franco, ed infine utenza 031 511 621 intestata a Elmi, società in accomandita semplice di Schettino M&C, intercettazioni che riguardano un torno di tempo relativo al settembre 93. Noi chiediamo che la trascrizione, signor Presidente, sia integrale, cioè integrale nel senso che non vengano solamente trascritte le telefonate indicate dal Pubblico Ministero, ma che vengano trascritte le telefonate intercettate nel corso del servizio operato dalla direzione investigativa antimafia. Ovviamente le telefonate manifestamente non pertinenti verranno poi, tratteggiate, trattate come tale in sede peritale, così come sempre avviene. Ma riteniamo che per una più completa, signor Presidente, valutazione sia giusto, quantomeno in sede, peritale, in sede di trascrizione, non limitare il mandato ai periti alle telefonate indicate dal rappresentante della pubblica accusa. Quindi questo con riferimento alla richiesta testé avanzata dal Pubblico Ministero. Ci sono poi, signor Presidente e signori della Corte, due richieste autonome
che vengono avanzate dal pubblico ministero, la prima delle quali, che mi appresto ad illustrare, faccio anche come sostituto processuale dell'avvocato Mirella Viscuso. Credo che in un'udienza di scorsa sia stata acquisita una bobina riguardante la intercettazione di un colloquio avvenuto nel carcere di Rebibbia tra due collaboratori di giustizia affini fra loro, cioè Samperi Severino Claudio e Grancagnolo Carmelo. Se non ricordo male, la Corte ha già acquisito la relativa bobina di intercettazione. Credo che per economia anche processuale, visto che la Corte dovrà dare un mandato a dei periti, sia giunto il momento di procedere alla trascrizione di questa intercettazione. Ovviamente trattasi, come dicevo prima, di intercettazione ambientale. Quindi chiediamo che il secondo punto del mandato da attribuire ai periti che la Corte sceglierà sia questo, attinente alla trascrizione di questa intercettazione ambientale. Terza ed ultima richiesta, signor Presidente e signori della Corte. Così come il pubblico ministero ha rilevato che negli atti del proprio fascicolo vi erano questo lotto di intercettazioni concernenti le 5 utenze da me citate all'inizio del mio intervento e relative al periodo del settembre 93, di cui diciamo un po' si era persa la memoria in un certo senso, nel senso che la stragrande maggioranza delle intercettazioni era già stata trascritta su mandato del giudice per le udienze preliminari. Ecco, dicevo, così come erano un po' andate dimenticate questo lotto di intercettazioni, ve n'è un'altra serie, signor Presidente, che ho individuato nell'ambito del fascicolo del pubblico ministero. Sono delle intercettazioni svolte, ovviamente su mandato dell'autorità giudiziaria, da parte della direzione investigativa antimafia di Catania, ed esattamente l'operatore è il brigadiere dei carabinieri Paolo Amore, appunto appartenente alla TIA di Catania. Si tratta, signor Presidente, di intercettazioni effettuate nella primavera-estate del 93 sulla utenza 095 71 30 166, si legge nei verbali di trascrizione, intestata alla SRL Amalia. Sono delle intercettazioni che si trovano allegate alla relazione di servizio DIA del 9 luglio 93, portante il numero di protocollo 125/CT. Io ritengo che ovviamente le relative bobine debbano essere a disposizione della Procura della Repubblica, e quindi chiedo che anche con riferimento a queste telefonate che riguardano tutte questa utenza Amalia, la Corte voglia, previa ovvia acquisizione delle bobine, voglia dare mandato ai periti per la relativa trascrizione. Ho concluso, Presidente. Vediamo se ci sono altre osservazioni intanto. Va bene. Allora, Pubblico Ministero, su quest'ultima richiesta. Presidente, per quanto riguarda la trascrizione integrale delle conversazioni, il Pubblico Ministero fa rilevare che è chiaro che di ciascuna telefonata va disposta la trascrizione integrale, mentre non credo che sia pertinente e utile fare la trascrizione di telefonate di cui successivamente dovremmo ritenerne la irrilevanza. Voglio dire, cioè
che il difensore dovrebbe indicare quelle telefonate specificatamente che non appaiono manifestamente irrilevanti. Non credo che questo possa essere il risultato di un'attività successiva dispendiosa se inutile in relazione al contenuto delle telefonate. Quindi in linea di massima il pubblico ministero non ha nessun problema alla trascrizione delle telefonate, però che debbano essere telefonate irrilevanti, e lo dobbiamo capire dalla trascrizione, credo che sia una fatica ed una spesa inutile. Sotto questo profilo farebbe bene quindi il difensore a indicare le telefonate che specificatamente, in aggiunta a quelle che il pubblico ministero ha indicato, ritenga rilevanti per la trascrizione. Questo per quanto riguarda il primo profilo delle osservazioni avanzate dall'avvocato Passarelli. Per quanto riguarda il secondo, per quanto riguarda cioè la trascrizione della cassetta contenente la conversazione tra Grancagnolo e Samperi, non abbiamo nessun problema, siamo stati noi stessi a depositare quella cassetta. Ovviamente qui il problema non è della trascrizione, c'è un problema a monte, si tratta di riuscire a, utilizzando, se esistono sistemi tecnici particolari, a poter ascoltare la telefonata per poterla trascrivere. Quindi non credo che sia un incarico di facile soluzione e che sia affidabile ai periti che oggi abbiamo in aula. Voglio dire che occorre un particolare procedimento più sofisticato per poter rendere intellegibili, ove ciò sia possibile. Per quello che ci risulta non appare possibile, comunque se fosse possibile, sì, dico, se c'è una strumentazione specifica, quindi ci vuole una strumentazione specifica. Per quanto riguarda il terzo profilo, cioè le telefonate riguardanti la Malia, non abbiamo nessun problema, salvo quello che magari forse una specificazione delle telefonate sarebbe più utile per poterne valutare la pertinenza. Comunque in linea di massima il pubblico ministero non ha difficoltà e non si oppone. Ora io desidero sapere se nei cosiddetti brogliacci, no, prego il pubblico ministero di stare seduto, in cui sono riassunte le conversazioni intercettate, sono ricomprese tutte le telefonate intercettate oppure soltanto quelle che secondo una certa ottica si ritengono interessanti per l'oggetto dell'indagine? Ecco, sì, perché dico questo? Nei brogliacci devo presumere che siano trascritte tutte, sì, tant'è che in alcune c'è scritto non pertinenza. C'è una valutazione, signor Presidente, di non pertinenza che... Mi scusi. Silenzio in aula! E che diavolo? Posso, Presidente? Dico questo perché sì, quando si procede innanzi al GIP c'è l'udienza straccio in cui teoricamente dovrebbero essere ascoltate ed eliminate quelle che di cui è vietata l'utilizzazione o che siano manifestamente irrilevanti. Se viceversa noi non abbiamo nessuna traccia, dovremmo sopperire a questa mancanza depositando le bobine in cancelleria e autorizzando i difensori ad ascoltarle nella cancelleria. Ma per questo bisogna dare un termine. Signor Presidente, mi scusi, la mia indicazione, se mi consente solo un attimo, era proprio in questo senso, perché qui le telefonate sono tutte trascritte nei brogliacci, solo che c'è una valutazione di pertinenza o di non pertinenza effettuata dall'operatore ed è ovvio che non possiamo... Prego, Presidente. Scusi, Avvocato, cioè, sì, se è detto soltanto non è irrilevante, non è trascritta, non è riassunta. O è riassunta lo stesso? No, signor Presidente, no, si indica la sigla NP come non rilevante, ma mi scusi, la telefonata che può sembrare non rilevante all'operatore di polizia giudiziaria potrebbe essere rilevante. Siccome noi dobbiamo sempre fare i conti con il tempo, allora a questo punto bisogna scegliere la soluzione più pratica.
La soluzione più pratica è quella che, se il numero di queste telefonate non è eccessivamente rilevante, noi diamo l'incarico e poi si vede dopo, o anche demandiamo ai consulenti di fare questo giudizio, come suggeriva l'avvocato Passarello. Se viceversa l'operazione è molto complessa e lunga, allora conviene seguire l'altra via, cioè di depositare le bobine in cancelleria e autorizzare il difensore a estrarne copia e poi fare le indicazioni di quelle telefonate che gli interessano. Io penso, Presidente, che non siano tantissime rispetto a quelle. Non lo sono so. circa una valutazione forfettaria, sono circa un quarto rispetto a quelle trascritte, così dico. Un quarto rispetto a quelle trascritte? Quelle non trascritte sono, secondo me, Presidente, una valutazione così, ovviamente molto di massima, ma credo che siano in buona minoranza e decisa minoranza rispetto alle trascritte, le non trascritte. Allora, se il pubblico ministero concorda in questa valutazione, possiamo senz'altro allora affidare l'incarico? Sì, signor Presidente, e per l'ultima utenza, quella sull'utenza Amalia che ho indicato, signor Presidente, lì il pubblico ministero dovrebbe mettere a disposizione anche le bobine, sono a disposizione, perfetto. E allora, queste, signor Presidente, mi scusi, queste noto che ci sono già tutte le trascrizioni, non ne vengono indicate come non pertinenti, quindi nei brogliacci ci sono, almeno credo che ci siano tutte. E le volete trascritte tutte? Le vuole trascritte tutte queste, avvocato? Presidente, queste sull'utenza Amalia credo che non siano moltissime, sono telefonate nel torno di tempo di un mese, credo, del luglio 93, non sono molte, signor Presidente, saranno una quarantina di telefonate, se non di meno, ecco. Come? Avanti. Allora, per quanto riguarda la richiesta di trascrizione di telefonate possiamo procedere immediatamente. Per quanto riguarda la trascrizione del contenuto di quella famigerata cassetta, sì, è detto sin dall'inizio che bisogna fare una vera e propria perizia, chiamando degli esperti che in questo momento io non so come indicare. Chiedo scusa, signor Presidente, Sì. Io credo, magari lei stesso può interpellare gli interessati, che i periti presenti siano anche in grado e abbiano la strumentazione per operare in tal senso, però può verificarlo lei stesso, Presidente. No, se ci fa questa dichiarazione non possiamo dare l'incarico. Certo, poi ci diranno se hanno delle difficoltà tecniche o meno e ne prenderemo atto. E allora, se si vogliono accomodare i periti, uno di qua e l'altro di là, attivi tutti e due i microfoni. Va bene, si accomodi. Allora, cominciamo da lei, le sue generalità, per favore. Sì, Filippo Di Grazia, nato a Catania 16659, residenza via Nazionale 32 a Cicastello. Famoso Attilio, nato Catania 25664, residenza Catania via Alcide De Gasperi 93. 226 avete ascoltato qual è l'oggetto dell'indagine, loro dichiarano di accettare l'indagine, dovrebbero leggere la formula dell'assunzione della relativa responsabilità e l'articolo 226 del Codice di Procedura Penale, se lo volete far arrivare. Ecco. La voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere segreto su tutte le operazioni peritali. Va bene.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritarie. Grazie. Quindi si tratta di ascoltare e trascrivere le conversazioni intercettate e che sono state indicate oggi dal pubblico ministero e dalla controparte avvocato Passarello, e inoltre di ascoltare e trascrivere il contenuto di una cassetta. Sono due le cassette? Una normale e una versione filtrata già, ma che pare che non si senta neppure. Allora, di due cassette che sono però tutte e due relative alla stessa conversazione intercorsa tra Samperi Severino Claudio e Grancagnolo Carmelo. Si tratta di una intercettazione ambientale, mi pare, e di ricostruire per quanto possibile il contenuto della registrazione, perché si dice, appunto, si fa presente che è difettosa. Il termine? Considerando l'elenco delle telefonate insieme a quello della difesa, che si parla di circa una quarantina di telefonate, quindi saremo nell'ordine di un centinaio di telefonate. Non sappiamo ancora la durata di queste telefonate e con le due cassette ambientali dovremmo andare sui 90 giorni con almeno 3 collaboratori per poter, o anche diminuire i giorni, però magari avere qualche collaboratore in più. Questo non ha importanza, perché si prevede che il processo avrà una durata pari a quella indicata e bisognerebbe comunque determinare un termine. Io determinerei un termine più ristretto di 60 giorni e se non vi è possibile arrivarci, fate un'istanza per il prolungamento. Quindi i consulenti, la Corte assegna il termine di 60 giorni e autorizza i periti a servirsi dell'ausilio di 3 collaboratori. Ciascuno, ovviamente. Va bene? 3 collaboratori. Così diventano 6 in totale, 2 collaboratori ciascuno. Patteggiamo i 2 collaboratori ciascuno. Poi per il termine, se non ce la fate, vuol dire che farete un'istanza e vedremo di prorogarla. Non c'è altro, mi pare. Si fissa data di inizio. Domani mattina si possono iniziare le operazioni presso con il ritiro e l'apertura dei plichi per. Domani mattina credo non sarà possibile, perché saremo tutti impegnati qua, compresa la cancelleria. Sabato mattina alle ore 9:30 in cancelleria si ritireranno alla residenza. Allora va bene per sabato mattina? Nella cancelleria? No, dove c'è il signor Cangè che tiene il deposito in procura. Procura, dove vengono depositate le bobine. Sì, apriremo lì i plichi per la suddivisione del. Sì. 9:30 sabato. Va bene, mi pare che è tutto, loro possono anche andare. Grazie. E approfitto di questa cosa, loro possono andare per avvertire le parti, prego. Sia teste, o no? Sì. È uno dei periti che ha già fatto la trascrizione. Sì, no, siccome il Presidente lo ha congedato, credo che essendo. Ah no, non li sentiamo? Ah, ho capito.
Rinunziate, ho capito. Sì, volevo dire soltanto che è stata già depositata la relazione con la trascrizione delle telefonate da parte dei periti Munzone e Lanzafame, quindi le parti possono prenderne visione quando ritengono e la Corte si ritira. Presidente, chiedo scusa. Presidente, mi è stata chiesta da uno dei detenuti, esattamente dal signor Ferrante Filippo, di avanzare istanza perché lo stesso ha avuto notizia di ricovero della figlia presso l'ospedale di Genova. Se la signoria vostra potesse autorizzare il signor Ferrante Filippo ad una telefonata straordinaria presso tale ospedale per conoscere le condizioni di malattia della figlia. Per favore, l'istanza scritta è già preparata, sì, dal signor... può depositare. Signor Presidente, mi scusi, sì, approfitto ancora io un attimo vorrei far pervenire alla Corte una istanza sottoscritta da un mio assistito Pulvirenti Armando, signor Presidente, che attiene alla revoca della censura sulla corrispondenza. È già provveduto, Avvocato. È già provveduto, non so chi è che l'ha presentato per Pulvirenti Armando, ma si è già provveduto. Allora il nostro controllo in cancelleria non è stato efficace. Grazie, Presidente. Vai, perfetto. Funziona? No, non c'è Iago, c'è Caputo. Chi è Caputo? Ma penso, ma non lo so. Allora un po' di attenzione, per favore. La Corte rientra in aula e il giudice Alatere legge l'ordinanza che fa parte del verbale dell'udienza odierna. Un po' di attenzione, per favore. Un po' di silenzio. Un po' di silenzio. Signori, silenzio. L'articolo 63 Codice Procedura Penale statuisce che le dichiarazioni rese da persona non indagata che successivamente a tali dichiarazioni assume la qualità di indagato non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. Tuttavia la giurisprudenza del Supremo Collegio, Cassazione sezione 6, sentenza 1007 del 30 maggio 91, ha stabilito che tali dichiarazioni sono liberamente utilizzabili nelle parti che riguardano responsabilità di terzi. Per questi motivi si dispone l'acquisizione dei verbali di interrogatorio di cui alle richieste odierne del PM nei limiti di cui in motivazione. Allora, proseguiamo con l'istruzione dibattimentale, ci sono ancora testi da sentire. Teste Caputo Antonino.